Una presentazione fatta dall'ingegnere clinico Fanny Fucuccello, che da anni ormai collabora con i chirurghi, ha la pazienza di collaborare con i chirurghi, docente di robotica medica all'Università di Napoli. Prego Fanny. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie Luigi per la presentazione e grazie Stefano per l'invito. Dunque, lo sguardo che io vi darò sull'applicazione della robotica in chirurgia è un po' più effettivamente lato robotico. Io faccio parte di un gruppo di ricerca dell'Università di Napoli Federico II che da 30 anni opera appunto nella robotica a 360 gradi. Quindi ci occupiamo di robotica industriale, robotica di servizio, Human Robot Interaction, e da 5 anni presso l'Università di Napoli è nato un centro interdipartimentale di ricerca in chirurgia robotica, ICAROS, che vede scuole di medicina e scuole di ingegneria collaborare insieme per migliorare appunto la ricerca in robotica chirurgica. E io dirigo il laboratorio di robotica che è sito al Policlinico di Napoli. Come potete vedere nell'immagine in basso abbiamo il robot Da Vinci Research Kit, che è un robot del 2000, ovviamente un po' datato rispetto ai robot utilizzati attualmente nelle sale operatorie, ma che per noi è effettivamente un gioiello perché ha un'architettura di controllo aperta e possiamo lavorarci per testare i nostri algoritmi di controllo, nuovi sensori e nuovi strumenti chirurgici. In questo video è rappresentato un tipico task di microchirurgia, e in particolare è un task di sutura. Come potete vedere, il chirurgo deve eseguire una serie di gesti non semplici, di gesti complessi, che sono costituiti appunto dal grasping del lago, la manipolazione del lago, la realizzazione di nodi e così via. È vero che i robot sono un aiuto e quindi forniscono una serie di vantaggi, in particolare rendono possibili interventi che probabilmente a mani nude non sarebbero possibili, in particolare per l'applicazione in microchirurgia, ma è anche vero che introducono delle sfide che riguardano in particolare la manipolazione di strumenti. Manipolare un ago ed effettuare un'operazione di sutura, soprattutto in luoghi stretti, come ad esempio nella chirurgia endoluminale, è qualcosa di non semplice. E i robot che attualmente abbiamo in effetti sono semplicemente teleoperati, quindi non hanno nessun tipo di autonomia, cioè hanno un'autonomia quasi nulla. E io sono un ingegnere meccanico, mi occupo di controlli, per cui è un argomento che a noi sta particolarmente a cuore. E in effetti un robot, per poter effettivamente essere utile, dovrebbe risolvere, quindi compiere più task contemporaneamente, come ad esempio eseguire una traiettoria conservando un certo orientamento, evitare limiti di giunto e quant'altro. Ma non scendo nei dettagli, non voglio essere troppo robotica. Sicuramente, come dicevo, l'introduzione della robotica ha portato dei miglioramenti che finora possono essere riassunti in termini di ergonomia, cioè migliorano l'ergonomia, che può essere, l'ergonomia ha in particolare 3 declinazioni, quindi c'è una parte che riguarda la visualizzazione chirurgica, che viene notevolmente migliorata rispetto alla laparoscopia. Poi c'è la postura ovviamente del chirurgo e infine c'è anche la capacità di manipolazione con l'introduzione della tecnologia EndOVRIST nel caso del Da Vinci. Quindi, come tutti sapete, nel passare dalla open sia alla laparoscopia che alla robotica ci sono una serie di vantaggi, ma nel passare dalla open alla laparoscopia c'è effettivamente un peggioramento dell'ergonomia che viene recuperata con il sistema robotico. Ma il sistema robotico ha ancora degli aspetti negativi, cioè negativi nel senso può essere ancora molto migliorato, come ad esempio il caso del ritorno aptico, del feedback di forza che ancora non è presente, nonostante esiste una tecnologia adatta per poterlo ottenere.
E qua ho riassunto una serie di video per darvi un'idea dei sistemi robotici più avanzati che attualmente che operano nelle sale operatorie. Come potete vedere, il video in alto a sinistra rappresenta il Cambridge, il prodotto della Cambridge Medical Robot, il Versus, che è una sorta di, come dire, simile al Da Vinci, quindi ha le stesse funzionalità, ma una struttura meccanica molto diversa, mentre il Da Vinci ha una struttura centralizzata con dei bracci che vengono giù da un boma. Nel caso del Versus abbiamo 3 robot manipolatori che sono assimilabili ai manipolatori utilizzati anche a livello industriale, ovviamente con delle accortezze diverse per quanto riguarda il software di controllo e quindi per quanto riguarda la sicurezza. Ha una serie di vantaggi rispetto al Da Vinci, come ad esempio il fatto di non avere una console, come dire, avere una console aperta che facilita la comunicazione, un tipo diverso di controllo dell'endoscopio che non utilizza un pedale ma utilizza semplicemente un joystick, eccetera. Questo per dire che esistono anche altre tecnologie oltre al Da Vinci, che è quello, diciamo, il robot sicuramente più utilizzato. Poi c'è un sistema robotico americano che viene utilizzato per la broncoscopia ed è molto interessante dal punto di vista tecnologico perché presenta degli strumenti miniaturizzati flessibili ed un sistema di controllo che utilizza software di navigazione, quindi ha una tecnologia molto avanzata. Nel video che vedete in alto a destra invece viene rappresentato un robot per la chirurgia all'occhio e dal punto di vista diciamo del controllo, questo robot è molto interessante perché applica per la prima volta un minimo di livello di autonomia che viene realizzato utilizzando dei muri virtuali, ossia dei vincoli per evitare alcune zone, quindi costringere il movimento del chirurgo in maniera automatica. Un altro sistema molto interessante che utilizza lo stesso tipo di tecnologia è questo robot, il sistema robotico complessivo si chiama Yomi ed è costituito da una telecamera, un sistema di navigazione e un robot manipolatore. E anche qui il livello di autonomia è superiore rispetto alla teleoperazione, quindi al robot Da Vinci. E poi c'è il Macorio che probabilmente tutti conoscete per gli interventi di ortopedia all'anca e al ginocchio e anche qui c'è come dire, il sistema di controllo e anche di pianificazione un po' più avanzato rispetto al Da Vinci perché c'è la possibilità di pianificare in maniera interattiva l'intervento e il chirurgo durante l'intervento stesso ha una sorta di assistenza da parte del robot in termini di feedback sonori, feedback aptici utilizzando appunto il concetto di muri virtuali. E infine c'è probabilmente il sistema più avanzato che è attualmente utilizzato nella pratica clinica, che è costituito da un robot KUKA che noi abbiamo in laboratorio e che è uno dei robot più utilizzati per la Human Robot Interaction e uno strumento che viene utilizzato per impiantare i bulbi piliferi, quindi per fare il trapianto dei capelli. È molto interessante come viene utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare automaticamente le zone da cui prelevare bulbi periferi e individuare quelle e soprattutto fare una pianificazione delle posizioni in cui inserire appunto questi bulbi. Dunque, diciamo, questa è una visione generale, ovviamente probabilmente un po' fuori da un interesse legato alla chirurgia laparoscopica, però credo che dal punto di vista tecnologico sia interessante capire qual è lo stato dell'arte e che cosa in effetti deve essere migliorato dal punto di vista tecnologico, in particolare dal punto di vista robotico. Per migliorare sia il comfort del chirurgo, così come gli outcomes sul paziente, occorre intervenire su diversi aspetti. Quindi da una parte c'è l'intelligenza artificiale che può aiutare la fase di pianificazione e poi ci sono gli algoritmi di controllo che possono aumentare il livello di autonomia del sistema robotico a vantaggio dell'intervento, soprattutto in quegli interventi in cui lo spazio di lavoro è molto piccolo, in cui la scala è diversa da quella naturale in cui opera l'uomo. Il chirurgo. Poi c'è tutta la parte di sensoristica e di strumenti, quindi anche gli strumenti possono essere migliorati. Non scendo nel dettaglio dei lavori che noi abbiamo realizzato, quindi dal punto di vista, come dire, scientifico è molto
robotico, ma quello che su cui voglio informarvi è che fondamentalmente abbiamo sviluppato diversi algoritmi di controllo che aumentano notevolmente il livello di autonomia utilizzando appunto il nostro DaVinci Research Kit utilizzando anche poi il feedback da parte dei chirurghi, perché per fortuna questa collaborazione con il centro, all'interno del centro Icaros con i medici ci dà la possibilità di realizzare delle strategie di controllo e poi farle testare ai medici ed avere immediatamente un feedback. Quello che è possibile fare allo stato attuale, cioè, la robotica è molto più avanti rispetto a quello che ovviamente viene applicato poi per la chirurgia. Il grande limite che riscontriamo è la percezione, quindi i sensori. La visione 3D non è sufficiente per aumentare il livello di autonomia, quindi è necessario sviluppare degli strumenti di imaging un po' più avanzati che forniscono delle informazioni aggiuntive, come ad esempio tecnologie tipo hyperspectral, tipo terahertz e quant'altro. Sempre nel nostro laboratorio abbiamo sviluppato un simulatore del robot Da Vinci che simula non soltanto alcune parti dell'intervento ma il robot stesso. Per noi è fondamentale poiché il simulatore ci consente di testare a priori non solo strategie di controllo ma anche nuovi sensori, nuovi strumenti prima di applicarli al robot Da Vinci. Questo dal punto di vista didattico è molto utile perché ovviamente dare l'accesso agli studenti ad un sistema così delicato ovviamente non è sempre opportuno, per cui la parte di simulazione ha un notevole interesse dal punto di vista della ricerca ma anche dal punto di vista del training. Ricordiamo che il simulatore del Da Vinci per il training dei chirurghi ha un costo molto elevato e quindi esistono diverse spin-off, in particolare una spin-off veronese che realizza sistemi alternativi che possono, grazie all'utilizzo di interfacce aptiche, possono praticamente consentire appunto la simulazione molto simile a quella fornita dal sistema Da Vinci. Il grande limite dei simulatori è la parte di deformazione degli organi, cioè i simulatori attualmente in commercio non sono in grado di simulare la deformazione, quindi non sono in grado di dare come dire, un rendering reale di quello che è poi l'intervento chirurgico. Esistono dei simulatori open source come il simulatore SOFA che è in grado di fare questo, ma come dire, sono ancora a un livello di ricerca non tanto avanzato da realizzare dei sistemi commerciali. E volevo darvi un po' un overview della ricerca che noi facciamo e in particolare abbiamo realizzato anche degli algoritmi che utilizzano l'intelligenza artificiale per identificare alcuni siti chirurgici che diversamente vengono identificati utilizzando ad esempio la fluorescenza, quindi è stato parlato molto di ciò e abbiamo fatto un lavoro che utilizza una rete neurale convoluzionale che è una delle diciamo più efficaci allo stato dell'arte, si chiama YOLO, You Only Look Once, e il nostro obiettivo era quello di identificare il dotto biliare senza utilizzare il verde indocianina, quindi facendo riferimento soltanto alle immagini in 3D. È un lavoro ancora in corso, per il momento abbiamo dei risultati che sono comunque interessanti perché fondamentalmente abbiamo analizzato realizzato un database ancora molto piccolo, in particolare abbiamo analizzato 12 video di interventi e il parametro utilizzato per comprendere la bontà della capacità del nostro algoritmo di identificare automaticamente il dotto biliare è l'intersection over union che risulta essere del 67% nonostante il dataset è piccolo. È sicuramente un lavoro migliorabile e come dire, rappresenta tutta quella parte di ricerca che utilizza l'AI per la fase di pianificazione. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista robotico, identificare dei siti è utile non solo per il chirurgo per la parte di teleoperazione, no? per teleoperare correttamente il robot, ma può essere di grande interesse anche per applicare un livello maggiore di autonomia e quindi pianificare in maniera automatica dei vincoli che possono in qualche modo facilitare e rendere più preciso il movimento. Se può passare alle conclusioni.
Va benissimo. Una visione generale della ricerca che facciamo: sviluppiamo nuovi strumenti chirurgici integrati completamente nel robot Da Vinci e li testiamo in collaborazione con i chirurghi. Questi strumenti sono sensorizzati e utilizziamo diversi tipi di tecnologie in fibra ottica e tecnologia optoelettronica. Su ogni strumento abbiamo più di un patent. Sulla manina Mush abbiamo 2 patent e sul needle holder abbiamo una patent e un progetto. E salterò tutta, diciamo, la parte di ricerca che noi facciamo, che va al di là della chirurgia endoscopica. Volevo soltanto fare un accenno alla parte di soft robotics, perché la soft robotics ha un interesse notevole nella pratica chirurgica. Noi abbiamo sviluppato un robot semirigido che ha una parte soft che è molto utile per l'interazione, durante l'interazione, per la sicurezza del paziente, ma che introduce dei problemi di controllo notevoli, di modellazione e di controllo notevoli. Ed infine concludo dicendo che la robotica sta facendo dei passi da gigante, come potete immaginare, come ascoltate ogni giorno in televisione. Il robot al centro è un robot che è stato sviluppato interamente nel nostro laboratorio, costruito e controllato nel nostro laboratorio, che fa appunto manipolazione con oggetti deformabili, ed è una tecnologia che in futuro potrebbe essere trasferita anche all'applicazione chirurgica. E infine vi lascio, concludo, come dire, lasciando un punto interrogativo sulle problematiche etiche che naturalmente sorgono nel momento in cui noi introduciamo l'automazione nella pratica chirurgica. È importante conservare un controllo significativo da parte dell'essere umano, sia per il bene del paziente, ma anche perché per dare, come dire, per una questione di responsabilità, quindi di attribuzione delle responsabilità. E qua ovviamente sorgono una serie di problematiche che devono essere affrontate. Ci vuole un congresso intero. Opportunamente. Grazie, complimenti. Complimenti, concludiamo. Non so se vogliamo... C'è Felice ancora in collegamento, che tu sappia? Abbiamo la parola per un saluto. Ci sono? Ci sono? C'è il nostro Presidente. Grazie. Bene, grazie per queste belle relazioni. Mi è piaciuta molto questa ultima, perché ci fa vedere oltre e ci fa capire quanto è difficile. A volte ci chiediamo come diamo per scontate alcune cose, ma ci fa capire quanto è difficile fare piccoli passi verso il futuro, che proprio è indispensabile. Io ringrazio Stefano per aver ideato questa sessione, per averci coinvolto. Complimenti a tutti i relatori, e adesso io so che sono coinvolto nel Lunch Symposium successivamente, quindi aspetto l'inizio della prossima sessione. A presto. Grazie Felice, grazie a tutti quanti. Con Andrea e Roberto, in cui la stima e l'amicizia sono indissolubili e sono sempre maggiori, volevamo ringraziarvi, perché ci siamo sentiti un po' come Arrigo Sacchi quando allenava Ruud Gullit, Van Basten, Donadoni, eccetera, eccetera. Troppo facile è stato per noi mettere insieme dei top players come voi, che ci hanno aiutato a mandare il messaggio che il futuro è adesso e dobbiamo deciderlo. E soprattutto dobbiamo collaborare con nuove figure che ci permetteranno di essere dentro adesso nella robotica, perché dovremo decidere quale sarà la robotica anche eticamente del domani. Permettetemi infine di ringraziare i tecnici della CEC, perché tutta questa sessione tra pochi minuti sarà anche in relive ed è stata online tutti nei vostri interventi grazie a Interactive Surgery e una regia occulta nell'etere che è Sabrina, che da stamattina alle 6 è collegata, e quindi vi ringrazio ancora doppiamente, ringrazio i tecnici che sono stati perfetti. È veramente stato un grande onore per noi. Grazie.